Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Migliora la situazione incendi nella nostra regione, in particolare a Taipana, Resia e Frisanco, dove è piovuto in maniera consistente. Questa mattina è stata riaperta la viabilità per Resia, liberando l'area interessata dalla condizione di isolamento causata dagli incendi dei giorni scorsi. Situazione incendi in Friuli Venezia Giulia in netto miglioramento, a renderlo noto il vicepresidente della regione con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, dopo aver fatto il punto stamani con i vertici della struttura di emergenza. A Taipana, Resia e Frisanco è piovuto in maniera consistente nel corso della notte. Sul Carso le precipitazioni sono state meno diffuse, comunque qualche millimetro di pioggia è caduto ed ha migliorato la situazione. Riccardi poi ha raggiunto Resia per incontrare il sindaco Anna Micelli e verificare l'efficacia dei 7 km di strada alternativa realizzati in tempo record per liberare la comunità dall'isolamento provocato dall'incendio e dalla successiva caduta di massi sulla normale strada di collegamento. La viabilità provvisoria ha uno sviluppo di circa 3 km all'interno dell'alveo del torrente Resia ed ha una larghezza di circa 6 metri. Per delimitare il tracciato sono stati posizionati dei delimitatori di careggiata che lo rendono maggiormente visibile nelle ore notturne. L'opera si compone di 3 attraversamenti, di cui uno con tubi di calcestruzzo centrifugato e 2 con elementi prefabbricati rettangolari sempre in calcestruzzo. In corrispondenza degli attraversamenti sono stati posizionati dei New Jersey in calcestruzzo di protezione per la sicurezza stradale. Inoltre all'ingresso sono stati installati dei pannelli di direzione appositi che indicano gli ingressi. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 130.000 euro. I circa 400 sfollati a causa dell'incendio sul Carso possono tornare nelle loro abitazioni. Sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, anche se resta il preallarme, i cittadini devono restare pronti a eventuali nuove evacuazioni. La situazione è in netto miglioramento, a dirlo il sindaco di Savogna di Sonzo, Luca Pisc, e quindi i compaesani possono tornare a casa. Le aree interessate del rogo restano tuttavia vietate ai non residenti, una misura che vuole in qualche modo scongiurare la presenza di curiosi e di piromani, visto che il secondo rogo scoppiato in ordine di tempo sembra da attribuirsi all'intervento di una mano umana, per ora rimasta anonima. E siamo all'assestamento di bilancio. Quello provato è stato un assestamento cospicuo e straordinario, caratterizzato da risorse senza precedenti. A dirlo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nell'aula consiliare. I fondi derivano principalmente da 2 fattori: la crescita economica del Friuli Venezia Giulia, figlia del dinamismo del nostro sistema produttivo, favorito anche dalle scelte importanti compiute dall'amministrazione nei momenti di difficoltà sul versante della competitività, e dai nuovi patti finanziari sottoscritti con il governo nazionale, risorse la cui reperibilità non è stata dunque casuale, ma frutto di precise azioni messe in campo da questa maggioranza, che stanno permettendo di investire in modo mirato e massiccio sulle linee strategiche di sviluppo del territorio, ha segnalato Fedriga. Esami diagnostici di primo livello negli studi dei medici di medicina generale. In arrivo per il Friuli Venezia Giulia 5 milioni di euro, dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto attuativo delle misure già previste dalla manovra 2020. Soddisfazione da parte della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, maggior sindacato nazionale del settore, che in Friuli Venezia Giulia conta più di 300 iscritti. Per il segretario regionale dottor Fernando Agrussi si tratta di un passaggio importante che permetterà di essere ancora di più al fianco del paziente, che di fatto proietta il nostro ruolo verso il futuro, in cui sarà sempre più fondamentale poter realizzare questi esami presso gli studi dei medici di medicina generale, per una sanità di prossimità che saprà offrire risposte migliori alla domanda di salute dei cittadini. E in Consiglio regionale si è tenuto un incontro sul nuovo impianto SIOT, in particolare sulla realizzazione di una centrale di cogenerazione da fonti fossili nelle stazioni di pompaggio del lago dei 3 comuni di Castellons di Paluzza. Il presidente del Consiglio regionale Zanin ha incontrato il sindaco Mentil, accompagnato dagli esponenti dei comitati. Abbiamo incontrato questi sindaco di Paluzza, esponenti dei comitati, per porre l'accento su un approfondimento relativamente a questo impianto che si vuol fare presso la SIOT, che riguarda il comune di Paluzza e di Cercivento, alcuni impianti di cogenerazione affiancati alle stazioni di pompaggio della stessa SIOT. E da questo documento che è stato presentato da parte dell'APE emergono alcune criticità in termini di emissioni
e anche in termini di sostenibilità economica. L'impegno che è stato assunto è quello di chiedere all'amministrazione i documenti, quindi un approfondimento della situazione e accendere in qualche modo un'attenzione rispetto a questi impianti che se sono legittimi, possono essere fatti, devono anche però in qualche modo restituire qualcosa al territorio e essere in qualche modo compatibili anche con tutto quel progetto di sviluppo turistico che la Regione ambientale, su cui la Regione sta mettendo tanti soldi in questi ultimi anni. La cronaca in uno scontro frontale avvenuto la notte scorsa attorno alle 4 lungo la strada regionale 464 a Dignano, rimasta gravemente ferita una donna che è stata trasferita a bordo del velivolo del soccorso notturno in ospedale. La prognosi è riservata. Altre 2 persone coinvolte nell'urto, ferite in maniera meno seria, sono state portate in ospedale in ambulanza. In un altro incidente, un veicolo uscito di strada in maniera autonoma, avvenuto poco dopo le 6. La squadra dei vigili del fuoco e distaccamento di Codroipo è intervenuta a Mortegliano, supportando il personale sanitario nell'assistenza ai feriti. 2 ragazze e un ragazzo, una delle persone coinvolte è stata ritrasportata all'ospedale di Cattinara di Trieste in condizioni serie. Il direttore marketing di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia, Bruno Bertero, ha comunicato al presidente Massimiliano Fedriga, all'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini, la decisione di lasciare l'incarico all'ente, scelta dettata in primo luogo da motivi familiari. Bertero, che avrà tempo 3 mesi per il congedo, avrà un incarico omologo tornando alla sua regione di origine. Continua l'emorragia del personale del comune di Pozzuolo del Friuli, la macchina amministrativa subisce rallentamenti nell'erogare servizi con grande difficoltà, cerca di superare l'impasse. Intanto in questi giorni la maggioranza ha approvato il nuovo piano regolatore. In sofferenza il comune di Pozzuolo, dal quale il personale amministrativo fugge verso altri enti locali. Un problema diffuso, soprattutto nelle piccole comunità, che comporta disagi nell'erogazione dei servizi. C'è una migrazione dei dipendenti verso la regione e verso i comuni più grandi. Noi adesso abbiamo perso il ragioniere comunale che è passato a Udine e quindi siamo in grosse difficoltà dal punto di vista del personale, soprattutto da parte economica. E purtroppo ci vuole più di un anno per preparare una persona e quindi dovremo pian piano, facendoci aiutare da altri esperti, magari di altri comuni, abbiamo alcune persone che ci aiutano. Abbiamo avuto in questo mese qua soprattutto grosse difficoltà con la ragioneria, con diciamo, rispondere a diverse istanze, insomma, a pagare, a fare diverse cose. Più sicurezza per pedoni e ciclisti nel quartiere di Valle Noncello a Pordenone, dove il comune ha ultimato il primo lotto dei lavori di riqualificazione, opere in atto anche a Rorai Grande e Borgo Meduna. Nell'ambito della riqualificazione dei quartieri, il comune di Pordenone sta cambiando il volto di Valle Noncello. Il primo lotto dei lavori è stato appena inaugurato. Particolare attenzione è stata riservata a pedoni e ciclisti, rendendo così la viabilità più sicura. Si sono conclusi i lavori di recupero dei marciapiedi e della ciclopedonale di Valle Noncello, un primo lotto funzionale, circa 350.000 euro di intervento, che è servito ad eliminare le barriere architettoniche, a ridurre la velocità delle auto in una zona particolarmente delicata tra la scuola elementare, l'asilo e la chiesa, quindi 3 luoghi molto frequentati dalla comunità. Gli interventi in cantiere non riguardano solo Valle Noncello, dove sarà pure sistemato il tetto della scuola elementare, ma anche altri quartieri cittadini. Accanto ai grandi interventi di sistema come quelli delle fognature nelle scuole, negli edifici pubblici, ci stiamo occupando progressivamente anche dei quartieri attraverso opere manutentive che verranno sviluppate progressivamente nell'arco di questi 5 anni di legislatura. Valle Noncello oggi, ma stiamo lavorando anche su Rorai, interverremo massicciamente anche su Borgo Meduna. Soddisfatti anche i tifosi bianconeri al termine della gara di ieri, anche se con il Chelsea, dicono, non c'era partita. Ascoltiamoli. Come avete visto l'Udinese? Bene, bene. Sì, nonostante la sconfitta si è vista anche la differenza, insomma, di qualità in campo, però? Però è stata una bella Udinese lo stesso.
l'Udinese è partita bene, devo dire l'ho vista molto migliorata col nuovo allenatore e sono contento e fiducioso per la nuova stagione. Ha giocata bene da entrambe le squadre, ovviamente un pochino più il Chelsea, però ben giocata, soprattutto la difesa dell'Udinese, mi sono piaciuti Bijol molto e anche Benkovic l'ho visto molto bene per quest'anno. Bene, dai, difesa sulle palle piazzate si è difesa bene. Almeno quello lì importa, no? Ma primo tempo abbastanza timidino, giustamente, ovvio, visto la categoria, però il secondo tempo molto incoraggiante, dai, abbiamo visto qualche bello spunto, qualche buona accelerazione, qualche bella occasione, dai. Ad Austria! Super top Spiel, top game, Chelsea is the better team, but Barcelona is the best. È stata una bella partita, dai, prima volta che siamo venuti allo stadio, abbiamo visto il Chelsea, una grande squadra, campione d'Europa un po' di anni fa, quindi... Sì, la qualità si è vista, e l'Udinese di fronte al Chelsea? Beh dai, ha fatto la sua bella figura, poi ovviamente i campioni in carica si sono fatti valere alla fine. Ah, ecco, e invece? Non giocava. Giocava? No. Che partita è stata? Ma una bella partita, sì, è stata interessante. Io non conosco tanto, ho portato i ragazzi a giocare, però mi sono divertito un mondo. Bellissima, cosa vuoi che ti dica la partita? La partita bellissima, l'Udinese? Così, l'Udinese così, pochi schemi, un po' duretta, ma insomma speriamo per il campionato che vada meglio. Siamo in chiusura, ma ritorneremo in diretta con l'informazione alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.